Salve, tifosi dell'Azzurra. Spero stiate tutti bene, perché oggi ho una notizia davvero esplosiva da condividere con voi. Ma prima di entrare nei dettagli di queste incredibili novità, vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nemmeno un dettaglio sul nostro amato club. Come sapete, la squadra è costantemente alla ricerca di miglioramenti per ottenere risultati positivi, e sembra che per il Napoli ci sia in arrivo un grande cambiamento. Stiamo parlando della possibilità che Antonio Conte diventi il prossimo allenatore del nostro club. Walter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha condiviso in un'intervista a Radio Gol alcune informazioni interessanti sulle possibilità di Conte di allenare il Napoli, e ciò che ha detto sorprenderà tutti i tifosi. Secondo De Maggio, Antonio Conte sta seriamente prendendo in considerazione l'idea di guidare il Napoli. Le probabilità di vederlo sulla panchina azzurra sono molto alte, e sembra che abbia avuto frequenti colloqui con il presidente De Laurentiis. Sembra che i due abbiano un ottimo rapporto e siano allineati nella loro visione per il club. La cosa più sorprendente è la convinzione di Conte nella ricostruzione del Napoli. Crede fermamente che, se le cose vengono fatte nel modo giusto, il club possa raggiungere grandi traguardi. De Maggio ha condiviso una citazione potente di Conte, in cui afferma: "Un giorno andrò a Napoli per vincere", e sembra che quel giorno potrebbe essere molto vicino a diventare realtà. Ora, amici miei, voglio sentire la vostra opinione su questa incredibile possibilità. Cosa ne pensate dell'idea che Antonio Conte diventi il prossimo allenatore del Napoli? Lasciate i vostri commenti qui sotto, e non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento su questa emozionante storia. Forza Napoli sempre!